al punto in cui siamo arrivati, l'elemento dell'identità si fa storia, si fa creatività collettiva, si fa protagonismo e questa mia relazione, il cui ultimo punto è in fase di elaborazione, parte da un'introduzione storica, dove lo storica è tra virgolette, poi vi spiegherò perché, gli altri sono una sintesi dei precedenti 4 tentativi nella Sardegna moderna, facendo partire la tensione autonomistica dal triennio rivoluzionario. Abbiamo la tappa poi della fusione perfetta del 47, il primo dopoguerra e il secondo dopoguerra. Adesso saremmo alla quinta fase in cui si impone una decisione collettiva, se vogliamo farli, a meno che non vogliamo anche decidere di morire come popolo, come soggetto collettivo protagonista. Ecco, il tempo dei sardi è l'ultimo pezzo del ragionamento. Dico un'introduzione storica, è chiaro, ci sono alcune cose non dette. Io utilizzo il termine i dirigenti in termini molto vaghi, prescindo dalle definizioni sociologiche di classe dirigente, elite, classe politica, ma in realtà esprimo in generale come dirigenti coloro, quel ristretto numero rispetto alla maggioranza a cui oggettivamente spettano compiti di direzione nella politica, nell'economia, nella cultura, nella società a diversi livelli di responsabilità. Tenendo conto, non detto, ma sotteso a quanto io scrivo, che in una società, in una Sardegna, chiamiamola come vogliamo, dipendente, sottoposta al colonialismo, dipende dal tipo di interpretazione, oppure come direbbe Merler a un notabilato o a una borghesia compradora, diciamolo in qualsiasi modo, però c'è comunque un primato della politica sulla società. Gran parte della classe dirigente passa attraverso meccanismi politici. Ecco, e non espresso c'è un discorso sugli intellettuali, sul mutamento della figura dell'intellettuale in Sardegna. Noi abbiamo avuto altre volte in fondazione occasione di parlare dell'intellettuale etico come figura intermedia tra una certa interpretazione dell'etnos e una certa pratica dell'ethos. E questo intellettuale etico in qualche modo entra in un confronto, non so quanto differenziato o contrappositivo, rispetto all'intellettuale amministrativo, che in una logica in cui in Occidente la politica diventa sempre più amministrazione, anche l'intellettuale diventa amministrativo. Ecco, ci sono poi situazioni di popoli non espressi, di popoli che attendono e possono avere un appuntamento con la storia in cui la politica può diventare grande cambiamento, può esprimere momenti esaltanti di protagonismo, appunto perché non si è realizzato ancora come popolo. Ecco, tutto questo premesso, perché sta dietro le cose che io penso, che con molti di voi ci siamo detti, l'interdizione storica, tra virgolette, è un confronto con l'attacco di un libro che comunque diventerà importante in Sardegna, ed è il volume sulla Sardegna di Einaudi, della storia d'Italia di Einaudi, che è all'introduzione niente poco di meno che del Ministro della Pubblica Istruzione e del Preside della Facoltà di Storia di Sassari. Ecco, in che senso io dialogo con questi? Sia per l'oggettività degli interlocutori, sia perché loro attaccano con Bellieni. E l'attacco di questo libro nell'introduzione, sì, nella postfazione, il titolo è Finis Sardinie, la fine della Sardegna, di Mannuz. L'attacco, invece l'introduzione, no, non è così radicale come lascerebbe intendere il titolo, tu l'hai visto, però non esci con gli entusiasmi, non esci, è un po' deprimente, però io devo dire, avendolo letto, nell'introduzione troverà soddisfazione chi magari con un pregiudizio sugli autori penserebbe che molte cose
non siano passati, in realtà per chi ha lavorato nella cultura dal nostro punto di vista in questi anni avrà anche delle soddisfazioni. Molte delle idee su cui noi lavoriamo sono passate in ambienti e sono ammessi pubblicamente in un libro che è comunque impegnativo anche per chi lo scrive, non solo per chi lo legge. Ecco, dico dell'attacco con Bellieni, io ve lo ripropongo qui l'attacco di Bellieni. E questo è un famoso articolo, I sardi di fronte all'Italia, che noi abbiamo usato tante volte, perché è un articolo fondamentale, è degli inizi del 21 ed è la risposta all'autonomia, basi, limiti e forme di Egidio Pilia, che in fondo è uno delle fonti vere in cui possiamo trovare sia la costante resistenziale, sia l'interpretazione idealista, sia l'interpretazione nazionalista. Egidio Pilia è una vera fonte in questo saggio, pur breve, delle possibili interpretazioni, e lui non le sceglie qualsiasi, però è in questo appunto, in questo Bellieni parla per la prima volta della nazione abortiva, poi Lussu parlerà di fallita o di mancata, però qui è derivata da questo, i sardi di fronte all'Italia. E quindi io parlo dell'italianità in Bellieni, dell'italianità in Pilia e dell'italianità sofferente in Lussu. L'italianità di Lussu è messa drammaticamente alla prova, tenendo conto, e su questo io dovrei rifarmi ad altri ragionamenti che ho fatto negli ultimi mesi è uscito anche la Bibbia degli storici di sinistra italiani, che è Storia dell'Italia repubblicana, delle Einaudi, la stessa collana. Cioè la nostra riguarda gli ultimi 200 anni della Sardegna, questo riguarda la storia d'Italia nel secondo dopoguerra. Ecco, in questi primi 2 volumi che arrivano fino a metà degli anni 60, Lussu non è nominato una sola volta. E ne tiro una serie di osservazioni non molto allegre per lui soprattutto, ma anche per noi. Insomma. Ha senso. È possibile ai dirigenti sardi fare storia in Sardegna attraverso l'Italia? Questa è la domanda che si pone nella vicenda di Lussu. La mia non è una risposta né positiva né negativa, ma per dirvi come il problema che si pone alla classe dirigente sarda è se sia possibile affrontare i problemi della Sardegna non stando in Sardegna e non attraverso le logiche e attraverso i sardi, attraverso un'impostazione istituzionale, culturale, organizzativa, di militanza direttamente in Sardegna. E su questo c'è tutta una serie di ragionamenti che non riprendo qui. Poi faccio una sintesi degli altri tentativi con cui i sardi hanno vissuto i momenti forti e le loro contraddizioni e i tradimenti o le insufficienze della classe dirigente, per poi arrivare al tempo di oggi. Nel tempo di oggi ci sono queste iniziative, questi 5 seminari, questi 25 persone che hanno parlato qui su questi 5 temi. Siamo già nel tempo dell'attività. Noi siamo un pezzo dell'identità dei sardi. I sardi si identificano facendo anche queste cose. E da qui sviluppo 3 ragionamenti. Uno sull'assemblea costituente, uno allargando il discorso che faceva, che senza esserci intesi ha fatto Alberto, e uno sul neocomunitarismo applicato alla Sardegna. Questo è in sintesi quanto ho detto. È inutile che entri nel merito perché si aprirebbe una discussione, eventualmente avendolo in mano si può vedere. Vorrei anche dirvi che cosa succederà ora, nel senso che noi abbiamo chiesto a tutti di darci le relazioni, le svilupperemo, le sbobineremo, le sottoporremo. Avremo 24 relazioni e il dibattito. Li raccoglieremo insieme e faremo un instant book, cioè un libro che entro un mese e mezzo esca. Per cui tutto questo materiale, tutte le cose che ci sono detto, anche con il curriculum degli autori che devo chiedervi,
con un'introduzione, in modo che ci sia una sintesi iniziale, in modo che chi legga abbia una visione generale, una cosa di 30 pagine iniziali, e verrà immesso, verrete richiamati, li daremo innanzitutto a voi. Si pensava di titolarlo L'ora dei sardi, tra virgolette, il tempo e di metterlo in giro e quindi continuare il dibattito. È uscito tanto di quel materiale, di un materiale così interessante, da qui l'operatività, cioè è uno strumento, dice cosa volete fare oggi in Sardegna? Ecco, ci siamo visti 5 volte e abbiamo detto queste cose, poi c'è un sacco di altre cose da dire, però intanto abbiamo detto questo. Questo è quello che ci sembra importante, almeno queste persone ci hanno aiutato a riflettere su queste cose.